Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna. Lei, fosse Dio, fosse quello che voglio, come noi, se ne stai, non ci metto di fumare, visto mai, che mi sospiri di più, che mi sospiri di più. Se ne stai, come lei, meno donna, un po' gay, chi lo sa, tanto sei la mia stella, stai con forma di S, dolce piede sul mio gas, quando sto per sospirarti di più, per sospirarti di più. Se stai, finché c'è nei suoi occhi un SOS che mi dà brividi, tipo quando solo stai e la vuoi, e ti vuoi, e non dormiresti mai. Stella stai, stella tu, per sospirare. Buonasera, di nuovo a voi la linea. Credo siate Eccoci muti. qua. Ok, perfetto. Io non sono più muto, sì, Lorenzo io ci sono. Eccolo. E allora, avete ascoltato niente po' di meno che Umberto Tozzi con Stella stai su di me. 1980, sono le 18, 15 minuti e 52 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi, insieme con Lorenzo Viviani, anzi, facciamola tutta e facciamola bene. Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buonasera, siete sulle magiche onde di Radio Libertà, questo è Chilometro Zoom, io sono Antonino Danna, qua stavolta abbiamo pigliato pure il dosso, ma lanciato. E questa è la puntata numero 1079. Tipo stato tipo Boy Lucaro, sai quando prendono l'angolo? Sì, esatto, sì. In generale lì. Vai. Sì. È la puntata numero 1079 di oggi, venerdì 14 novembre. Non ti ho mai chiesto queste cose, su queste macchine americane, cosa la pensi? Cioè, queste macchine le macchine americane le riparava mio papà al Canada, tant'è vero che ho ancora i libri con i manuali dove ci sono, per esempio, fotografati tutti i frontali, perché siccome ogni anno le case automobilistiche cambiano il modello, lo aggiornano, fanno delle modifiche estetiche, poi in realtà sotto è sempre la stessa roba. E allora, per esempio, vedevi Ford Catalina 68, Ford Catalina 69, Ford Catalina 70, e tu vedevi che, per esempio, il modello 68 aveva 4 fari tutti orizzontali, nel 69 cambiavano 2 verticali da un lato, 2 verticali dall'altro, e così via. E ci sono tutti i dati tecnici che ovviamente sono in, come si dice, sono espressi col sistema imperiale, quindi c'hanno i pollici e così via. Il problema di fondo è che erano e sono ancora delle macchine non molto, diciamo che tecnologicamente rispetto alle nostre sono inferiori perché per loro consumare, fare 10 al litro è già essere delle vetture economiche, mentre noi da un'automobile riusciamo a spremere molto più chilometraggio e molta più percorrenza, per cui sai, loro hanno questa cosa, tra l'altro, che non c'è niente di meglio dei pollici cubici, e quindi hanno questa tendenza a fare questi motori enormi, big block e roba varia. Pensa che fino agli anni 70 addirittura
facevano 7.200. Ecco, il Generale Lee, che è una Dodge Charger, un coupé, quello è il modello Ti ho scatenato. quello è il modello 69, Ti ho è 7.200 di cilindrata, cioè un V8 di 7.200 cc. Tu prova a immaginare che quanta benzina consuma anche solo a guardarlo. Pensa un po' tu. Natalia, ti abbiamo dato il contatto di quest'ospite, se gli puoi fare uno squillo, vediamo, che così parliamo un momento appunto di pere con l'amico Luigi Gollinelli. Perché ti voglio fare sgridare, Sì. Da qualcuno che produce. L'abbiamo trovato al volo, ma devo cazziarti. Cioè, la vendetta di Lorenzo Viviani è arrivata. Eccola qua. Cos'è che è arrivata? La vendetta? La tua vendetta, no? Ti far sgridare da un produttore. Sì. Anche la premier Sanae Takaichi comunque non ha apprezzato. In ogni caso volevo salutare e augurare buon lavoro sia a Natalia che a Simone, già che ci siamo, e ricordare a chi ci segue 340-670-9659 per le zappe o WhatsApp, oppure 0292947222 quando lo diremo noi per il telefono. Dimmi cosa c'è. Volevo un veloce collegamento, mi sembra che ci sia un veloce collegamento con la premier giapponese, proprio su questo caso delle pere, che si voleva esprimere anche lei. A governo di Giappone incoraggia consumo di frutta, però a chilometro zero. I maraggiata, gli stiamo attaccati pira di l'Olanda. Ma che facisti? Maraggiata, mara mia. Niente, questo è il commento della premier giapponese. Bene. Lo so, sì. I maraggiata è bellissimo. Ecco, Sì. In maraggiata mi devi dire, ora vogliamo proprio la traduzione tecnica. Allora, i maraggiata o mareggiata, cioè guarda che disgrazia, no? Come una mareggiata che si abbatte sul paese, devasta la spiaggia, distrugge le barche, danneggia le case, insomma, un po' l'idea dello tsunami, ecco, i maraggiata, proprio quando tu fai una fregnaccia che causa un danno incommensurabile, no? E allora in quel caso si dice i maraggiata. Dice con tutti i prodotti che ci sono, giusto le pere olandesi ti sei andato a comprare, è mareggiata. Vediamo, perché se riusciamo a avere il produttore che ti sgrida, stasera diventa non so, perché trovato così, diciamo, su due piedi. Lo so, è che era un pelo impelagato, però dovremmo averlo tra non molto. Vediamo. Detto questo, possiamo fare, che c'erano delle notizie molto interessanti, un veloce, non so se ce l'hai sotto mano, semmai vado veloce io a leggervi qualche notizia, perché abbiamo dato la notizia o di ieri? Di oggi o di ieri? Ecco, abbiamo con noi Luigi Gollinelli, buonasera. Buonasera Luigi. Buonasera. Allora, ti abbiamo importunato, Luigi, ti do del tu perché abbiamo degli amici in comune, nonché il nostro amico, il nostro grande amico, l'uomo dei suini, Guglielmo Gollinelli, il suinologo, il grande allevatore, un amico, eravamo in commissione insieme, in commissione agricoltura, però veramente stasera ci tenevamo a avere un produttore di pere, prima di tutto perché tanto ci racconti in questi pochi minuti che abbiamo a disposizione come è andata la stagione, ma per sgridare soprattutto Antonino, perché questa è una trasmissione, si chiama Chilometro Zero, poi è diventata Chilometro Zoom, faccio un veloce excursus, ma il nostro, diciamo, il nostro DNA, la cosa che ripetiamo tutti i giorni è: cercate, seguite la stagionalità, comprate prodotti italiani, hanno una certificazione, l'utilizzo dei fitofarmaci non è roba che viene dall'altra parte del mondo, consumo di CO2 con le navi, produzioni che non sfruttano, che sfruttano il lavoro, diciamo, altro che caporalato, come può succedere purtroppo anche in Italia. Lì è un caporalato di Stato in tanti altri paesi, quindi scegliete i prodotti italiani. Questo disgraziato di Antonino ha comprato una pera olandese stasera, quindi partiamo dal presupposto che volevamo farlo sgridare da un produttore italiano perché ha fatto questa cappella comprando una pera olandese. Detto questo, grazie Luigi di essere con noi, è un po' una trasmissione goliardica, ma
ti volevamo Sì. chiedere prima di tutto, sgrida il nostro Antonino, ma raccontaci come va nel mondo della frutta, nel della mondo, in pera. questo Beh, caso, della produzione delle intanto pere. la differenza tra un prodotto olandese e il nostro è proprio la qualità nel sapore, nel gusto, perché cambia completamente, anche se oggettivamente sono belle da vedere. Però il gusto è completamente diverso. Considerate che la pera è costruita di 50-60 tipi di aromi, si può abbinare con qualsiasi alimento, dalla carne ai formaggi, eccetera, eccetera. Quindi nella cucina la pera, specialmente adesso, siamo nel periodo proprio dell'abate, della William, e quindi è proprio il suo periodo adesso. Comunque, al di là di questo, purtroppo tanti ettari vengono abbattuti in questi anni, cioè i produttori non ce la fanno più perché purtroppo c'è una politica europea che comunque sta dando delle forti restrizioni sui fitofarmaci, che da un lato può andare bene, però dall'altro bisogna anche dare la possibilità di trovare un qualcosa di sostitutivo, perché altrimenti non ci si riesce. L'altra cosa, negli ultimi 3 anni purtroppo le spese sono aumentate, triplicate quasi sui concimi, sui prodotti, su tante altre cose, in causa della guerra, eccetera, eccetera, tutte queste spese, e i produttori siamo tutti in forte difficoltà. E quindi Ecco, sì, avevamo già anche fatto uno se speciale. Avevamo già fatto sì, uno speciale proprio sull'argomento e ci avevano detto anche delle stagioni che erano state altalenanti e che era un settore che veramente aveva bisogno di una mano. Ora io spero che, diciamo, da quei momenti difficili che avete passato, diciamo, ora non mi ricordo se era forse l'anno scorso, se non vorrei dire grandi sì, linee, però abbiamo avevamo avuto 2 sentito catastrofi dovute al eh, gelo, il sì, 2021 e il 2023, che ci ha ok, quasi azzerato la la produzione, una produzione, riduzione del certo. 70% di media. E quindi questo in pratica, in 10 anni la produzione in Emilia-Romagna è dimezzata, se non di più, siamo a un 30-40% di allora come superficie. E adesso, fra l'altro, c'è una cosa da dire, perché il prodotto pera adesso viene pagato, cioè se uno riesce a farlo, il prodotto viene pagato, quindi bisognerebbe proprio riuscire a trovare una giusta combinazione aziendale per riuscire a trovare, a realizzare le produzioni in modo tale, perché in questo modo ormai il prodotto italiano sta diminuendo a dismisura e quindi stanno aumentando purtroppo quelli dall'estero. Il Belgio e l'Olanda sono i 2 paesi che ci stanno facendo una fortissima concorrenza anche sul prezzo e su altre cose, quindi bisogna capire questi meccanismi, come mai loro riescono ad abbassare i prezzi, il costo di produzione, e invece noi stiamo facendo veramente molta fatica. Ecco. Faccio una domanda velocissima, poi lascio la parola ad Antonino, che è il nostro altro Sì. conduttore di questa sgangherata trasmissione sull'agricoltura. Il tema cimice asiatica è un po' andato a calare, c'è sempre, vi siete attrezzati? Com'è la situazione? Allora, abbiamo fatto anni bui, poi qualcosa si era rimesso, cioè abbiamo contenuti i danni, quest'anno invece è stato molto disastroso e si è ripresentata in molte aziende sono arrivati dei 70-80% di danno su delle varietà come il William. Quindi adesso anche lì la ricerca bisogna approfondire, perché bisogna trovare una soluzione, perché non è che dicono ci sono miliardi e miliardi di cimici, sono tante le cimici sicuramente, ma una cimice su 10 metri di pianta, considerate che solo una cimice è in grado di devastare già 10 metri di filari di piantagione, quindi fra l'altro è molto attratta dal pero, quindi ha un'attrazione proprio particolare e inizia già a pungere quando le pere sono larghe al massimo 1 centimetro. Quindi Quindi molto il nostro supereroe, il parassita della cimice asiatica, la Vespa Samurai, non ha avuto questo grande effetto. La Vespa Antonino, volevi fare una Samurai domanda siamo arrivati, sì, scusi un attimo, ma la Vespa Sì, Samurai i vai. lanci sono stati fatti.
Attualmente è già dentro l'ecosistema ed è abbastanza già ben distribuito nel territorio. Riesce a contribuire all'eliminazione delle uova di cimici per circa un 25%, quindi è ancora bene, poco bene. per quello che può fare. E lo ricordiamo ai nostri ascoltatori, è un ibinottero che è talmente molto piccolo, che non è una vespa samurai con la katana o l'armatura, ma va a parassitare No. proprio le uova delle cimici, Delle e cimici. così No. riducendone sicuramente l'impatto. Antonino, 2 minuti, una domanda al volo. Sì, no, naturalmente uno compra quello che trova, ma il consumatore come può ulteriormente aiutare i produttori italiani? Beh, sicuramente quando prima dell'acquisto appurare che il prodotto sia italiano, quello sì, perché comunque c'è un obbligo anche di legge che comunque deve essere descritta la provenienza, eccetera. Sarebbe anche giusto iniziare a indicare anche il prezzo di acquisto del prodotto, cioè quello che realizza il produttore, e indicare questa forbice sul prezzo, cioè nel senso che, non so, questo supermercato vende la pera a 4 euro e il produttore è stato pagato 1,5 euro. Ecco, quindi questo sarebbe una nuova, come posso dire, per impedire delle forbici molto ampie, perché ad esempio nella nostra zona, nella pianura padana, ho visto un commerciante che vendeva la decana a 8,5 euro, cioè una cosa allucinante, quindi sono dei prezzi che ormai diventano un frutto per pochi sicuramente, e quindi controllare effettivamente che il prodotto sia italiano e poi dopo lì, insomma, se fanno i furbi o non furbi, questo so che Certo, ci sono dei ma controlli, guarda, so che purtroppo comunque Luigi è un problema anche del settore ittico, dovessi parlare di rincari che succedono, sul pesce, al mercato ittico, siamo lì, siamo purtroppo il primario da questo punto di vista, sia agricoltura e pesca sono veramente ancora tanto deboli. Io ti saluto Luigi perché il tempo ci corre dietro. perbacco. Se non ti Va bene, dispiace, cosa che dico veramente, con affetto, ti richiamiamo magari anche prossimamente magari ci potrai aggiornare volentieri, com'è la molto situazione. volentieri. Grazie Luigi. Grazie ancora, grazie a voi, buona serata, grazie. E adesso un Grazie. attimo di pausa e ci sentiamo tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Ogni giorno migliaia di notizie ci raccontano i fatti che accadono in Italia e ogni giorno c'è una voce fuori dal coro. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, l'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti, l'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli 99 euro anno. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, una scelta di valore. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Se qualcuno a Natale, ciao amici e ciao a tutti, buona mattina, buon pomeriggio, sono Alberto Acerbis. Se qualcuno a Natale dice porco cane, sì, la Letizia non ne abbiamo già, siamo già quasi verso la fine, ve lo dico perché insomma permettetemi, dopo 35 anni che sono nel mondo dell'olio con qualche migliaio di famiglie, cioè noi sono a numero chiuso. Letizia 59 euro, ve ne ho parlato, una confezione bellissima, ma però io devo fare il regalo al Signor Dutour, perché il Signor Dutour insomma, voglio qualcosa di straordinario. Allora fai una bella cosa, chiedi informazioni per quanto riguarda la confezione che si chiama dono. Chiama 030 68 40 408, tu non vuoi sbattimenti, hai ragione, chiami qui, dici mi spieghi com'è la confezione dono, o meglio ancora vai a vederla sul sito olioacerbis.com, vai, sezione natalizia, vedi la confezione dono e capirai che tu, mentre gli altri si rompono i marron glacé a girare su tangenziale, a litigare, coppie che saltano, psicologi che devono unire le famiglie distrutte per i regali di Natale, ma hai visto che il regalo non era bello, dovevi regalare questo, te l'avevo detto.
fai una bella cosa, relax 030 68 40 408 oppure tramite il nostro sito olioacerbis.com, vedi tutto, già che sei lì magari buttaci dentro qualcosa tipo 3 bottiglie di olio, 6, quello che vuoi. Ciao, alla prossima, vi voglio bene. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi? Radio Libertà non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente. Qui Parlamento. Di nuovo a voi la linea. Allora ne Grazie. approfitto prima di Sì. partire, dato che ho passato, diciamo, le 18:30 per salutarvi. Ti sei pentito, Antonino? Ti sei pentito? Mi sono Dillo che ti sei pentito. ti sei pentito. Bravissimo. Non comprare più le pere olandesi. Va bene. Io vi saluto, ci sentiamo il prossimo venerdì per Chilometro Zoom e saluto anche l'amico Nicola Molteni, vi lascio con una persona molto più importante di me che vi saprà dire tante informazioni. Ciao a tutti! Sì, ecco, a maggior ragione precisiamo, visto che c'è il sottosegretario all'interno, l'onorevole Nicola Molteni, che stavamo parlando di frutta, non era linguaggio in codice per parlare di stupefacenti, che io non voglio andare in galera. Buonasera onorevole, ben trovato. Buonasera, io adoro la frutta e non stiamo parlando di codice. Ecco, meno male. Allora, onorevole, è stata una settimana niente male, voglio dire, sotto il profilo della sicurezza. Questo pacchetto arriva e a maggior ragione immagino lei sia soddisfatto. Sono molto soddisfatto, arriva il pacchetto della Lega, il pacchetto sicurezza della Lega, abbiamo presentato mercoledì alla Camera con i capigruppo, con il sottosegretario Andrea Ostellari, con le nostre europarlamentari. La Lega mette a disposizione del governo, della maggioranza del Paese e dell'Italia un pacchetto di norme per rafforzare la sicurezza dei territori, per rafforzare la tutela delle forze di polizia, per affrontare alcuni fenomeni di allarme sociale che toccano le comunità, i sindaci e creano allarme sociale. Quindi la Lega protagonista per la sicurezza e nel contrasto anche all'immigrazione clandestina. Adesso noi mettiamo questo pacchetto a disposizione del governo, io credo che da qui alle prossime settimane si bastirà un nuovo disegno di legge che raccoglierà molte delle proposte, delle idee, delle soluzioni, dei suggerimenti, delle idee politiche della Lega sul tema della sicurezza. E ci sono tante novità importanti, poi ne parleremo. Io sono particolarmente orgoglioso di una Lega attenta e sensibile al tema della sicurezza dei cittadini. Ecco, appunto, allora vediamo quali sono queste novità. Sì, diciamo ci sono alcune norme. Io voglio ricordare che noi abbiamo stimolato il governo a fare un disegno di legge, il cosiddetto decreto sicurezza, che è stato approvato qualche mese fa, che da un lato aumentava le tutele alle forze di polizia, dall'altro lato affrontava alcuni fenomeni di allarme sociale. Pensiamo al tema delle borseggiatrici, pensiamo al tema delle occupazioni abusive, pensiamo al tema dell'accattonaggio, e abbiamo dato delle risposte. Questo decreto sicurezza, queste proposte che la Lega ha fatto vanno in continuazione e vanno a completare quel pacchetto sicurezza. Penso ad esempio a una norma per noi fondamentale. Nel 2019 abbiamo fatto, sempre come Lega, con Andrea Ostellari, abbiamo fatto una norma per rafforzare, migliorare, rendere effettiva la legittima difesa. La difesa è sempre legittima. Chi si difende all'interno della propria abitazione e difende un bene come il bene della vita, lo fa perché ha il diritto di poterlo fare e di doverlo fare. Ecco, noi con questo, la proposta che la Lega fa è che rafforza ulteriormente la legittima difesa. Chi si difende per legittima difesa all'interno della propria abitazione non dovrà più essere iscritto nel registro degli indagati. La stessa norma di tutela la facciamo non solo per i cittadini, ma la chiamiamo tutela processuale anche per le forze di polizia. Quel poliziotto, quel carabiniere che nell'adempimento del dovere per garantire l'incolumità propria o la sicurezza dei cittadini spara, uccide un malvivente, oggi rischia di andare a processo per atto dovuto. Quindi facciamo una norma dove superiamo l'atto dovuto e non c'è più l'automatica iscrizione del poliziotto nel registro degli indagati, il che comportava solitamente l'agonia mediatica o un calvario giudiziario. Quindi una norma importante a tutela degli operatori delle forze di polizia e dei cittadini. Un'altra norma, secondo me particolarmente importante, lo dicevo prima, nel decreto sicurezza abbiamo introdotto contro le occupazioni abusive illegali, quelle che la Salis
esalta e difende, abbiamo introdotto una norma che se tu occupi abusivamente un immobile, adesso puoi essere sgomberato immediatamente entro 48 ore. Intervengono le forze di polizia, accertano l'occupazione abusiva, liberano, ripristinano il diritto di proprietà, ridanno l'immobile al legittimo proprietario. Quella norma valeva solo per la prima casa, adesso estendiamo lo sgombero veloce, rapido, immediato, subito, non solo alla prima casa, ma a tutte le abitazioni. I borseggiatori, i borseggi che vediamo nelle nostre metropolitane, nelle città, a Venezia, se ne sta discutendo molto, c'era una norma della legge Cartabia che sostanzialmente diceva che nel caso di un borseggio o di un furto aggravato serviva la querela del soggetto che era stato derubato per avviare il procedimento penale. Ovviamente questo ha portato al fatto che tanti turisti non denunciano, non parte del procedimento penale, non si arrestano le borseggiatrici. Rimettiamo la procedibilità d'ufficio che tutela i cittadini, non vanifica il lavoro delle forze di polizia e protegge, diciamo così, anche l'immagine di un paese, perché se vogliamo sviluppare il turismo, ovviamente contrastare quei fenomeni di illegalità come il furto con destrezza, il borseggio o lo scippo diventa assolutamente fondamentale. E poi abbiamo un pacchetto che l'abbiamo definito pacchetto antimaranza per poter contrastare il fenomeno dei maranza e delle baby gang e quindi contrastare ad esempio quell'immigrazione illegale legata alla criminalità giovanile che sta creando, soprattutto nelle città del nord, non solo del nord, allarme sociale. Ecco, queste sono tre delle principali norme che mettiamo a disposizione e io sono assolutamente convinto che le norme di buonsenso della Lega troveranno riscontro nella maggioranza parlamentare, ma soprattutto trovano il riscontro e l'apprezzamento e la fiducia da parte dei cittadini. Ecco, lei ha detto una cosa che mi ha dato da pensare quando ha detto, dice, il rispetto delle forze dell'ordine. Sottosegretario, voglio dire, lei sti ragazzi li vede tutti i giorni per motivi di lavoro e li vede da anni, perché voglio dire, lei ha ricoperto questo incarico per un po' di tempo. A maggior ragione le dico, ma voglio dire, perché non c'è più rispetto per la divisa? Perché la società è peggiorata, perché non c'è più, diciamo così, la visione del poliziotto come un punto di riferimento della nostra società e questo è un male. Tu hai detto bene, io ormai da anni vivo a contatto diretto con la grande famiglia, per me è diventata una grande famiglia quella della Polizia di Stato, ma delle forze di polizia in generale, chi indossa un uniforme, chi indossa la divisa, chi indossa la maglia dello Stato, chi rappresenta e incarna i valori del nostro paese, chi si mette al servizio per la sicurezza del paese, chi rischia la vita per la sicurezza del paese, decine, centinaia, lo vediamo quotidianamente, uomini e donne in divisa che mettono la propria vita al servizio del paese per la sicurezza dei cittadini. Questo decreto vuole risvegliare anche quell'amore, la parola rispetto diventa fondamentale, la parola tutele nei confronti dei nostri operatori delle forze dell'ordine. Questo è un governo che ha fatto tanto per la sicurezza del paese, che sta facendo tanto per le forze di polizia. Ricordo ad esempio che in questi 3 anni di governo abbiamo assunto oltre 37.000 tra polizia, carabinieri, guardia di finanza e altri 30.000 ne assumeremo da qui ai prossimi 2 anni. È il governo che ha fatto un rinnovo contrattuale di 1,5 miliardi per le forze di polizia, mettendo nelle tasche 200 euro lordi, 100 euro netti partendo dalla qualifica più base. È il governo che ha messo a disposizione, che ha dotato le forze dell'ordine del taser, di quell'arma, impulsi elettrici, per garantirne incolumità propria e sicurezza dei cittadini, è il governo che ha messo a disposizione la tutela legale economica. Il poliziotto che va a processo oggi avrà non più 5.000 ma 10.000 euro, non più per 3 ma per 5 fasi di giudizio, per anticipargli le spese che deve sostenere perché ha semplicemente fatto il proprio dovere. Quindi questo e la Lega sta dalla parte giusta. Stare dalla parte giusta vuol dire stare dalla parte delle forze di polizia, tutelarle, difenderle, amarle, proteggere, perché le forze di polizia sono un baluardo non solo di sicurezza e di legalità, ma di democrazia, di civiltà e di libertà. Purtroppo questo non accade. Oggi a Torino manifestazione dei soliti antagonisti, dei soliti professionisti dell'odio, dei soliti violenti, 8 poliziotti refertati finiti all'ospedale per gli atti di violenza dei soliti incivili. Questo è inaccettabile. In un paese normale la divisa la si rispetta e non la si infanga. Le norme del pacchetto sicurezza della Lega vanno esattamente in questa direzione.
E questa è la cosa più importante, perché i poliziotti sono figli del popolo, come diceva Pierpaolo Pasolini, quindi Esatto. noi stiamo dalla parte dei figli del popolo. Va Bravo. bene, sottosegretario, allora grazie, buon lavoro e al piacere di risentirci presto allora. Grazie a voi, buona frutta. Sentivo che stavate mangiando la frutta, buona frutta, un abbraccio a tutti. Grazie, buona serata. Un abbraccio, buona serata. Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Di nuovo a te la linea, Antonino. Grazie Natalia, e con questo salutare invito anche a godervi la frutta dato dal sottosegretario Nicola Molteni. Scherzi a parte, ha pienamente ragione, appunto, perché i poliziotti sono figli del popolo e continua a essere vero anche oggi. Adesso è giunto il momento di Mangiamondo, la bellissima rubrica di Maddalena Baldini dedicata a bei posti, buon cibo, la nostra giornalista enogastronomica nonché scrittrice in libreria con il suo L'estate della pioggia per i tipi di Armando Editore. E allora stasera, signore e signori, ce ne andiamo a Pesaro e Urbino. Andate pure, ragazzi. E allora, come ogni venerdì, è tornata a trovarci la nostra giornalista enogastronomica nonché scrittrice di riferimento, Maddalena Baldini, che vogliamo ringraziare per il suo bellissimo Mangiamondo, questa rubrica che diciamo suggerisce bei posti e buone cose sia da mangiare che da vedere, meditare per il vostro weekend. Cara Maddalena, allora, intanto di nuovo bentornata, bentrovata, e in Grazie. particolare di che cosa, dove ci porti di bello questa settimana mentre io mostro tutta la silloge di fotografie che raccontano appunto questa serie di cibi e anche di posti da vedere. Benissimo, buonasera Antonino, buonasera a Bentrovata. tutti. Questa settimana siamo sempre nel centro dell'Italia, diciamo così, perché per la precisione andiamo nelle Marche e ancora più nel dettaglio andiamo a fare una panoramica della provincia di Pesaro e Urbino. Sono due città che di per sé sembrerebbero differenti l'una dall'altra o comunque con delle peculiarità proprie, insomma. In realtà intanto sono confinanti e hanno una serie di elementi, di tradizioni culturali, artistiche, enogastronomiche che alla fine le rende molto simili, nonostante l'una sia affacciata sul mare e l'altra invece sia spostata più sull'entroterra. Sono di per sé veramente due luoghi magnifici, due cittadine che consiglio a tutti di visitare in estate, in inverno, insomma, perché lasciano veramente il segno. Ma come facciamo sempre, Antonino, partiamo un po' così da una brevissima sintesi storico-artistica per poi passare all'aspetto enogastronomico. Andiamo per ordine, partiamo da Pesaro, se va bene per te, Antonino. Perfetto. Benissimo, Pesaro è una città che si affaccia sul mare, è una città molto antica perché è stata fondata nel VII secolo a.C. dal popolo dei Piceni, quindi molto molto antica. Con il passare dei secoli a Pesaro sono arrivati i Romani, i Longobardi, sino ad arrivare al momento, diciamo, di massima fioritura che è arrivato assieme alla famiglia dei Malatesta. Siamo attorno al XV secolo. In questo periodo c'è stato un'esplosione di tutta una parte storico-artistica che per certi versi a Pesaro si fa ancora vedere e si fa sentire in maniera pesante e positiva.
Tra le tante bellezze della città, intanto stai facendo vedere un'immagine Sì. stupenda, che è quella del lungomare, no? È una delle attrazioni turistiche più importanti. Tra l'altro un lungomare di diversi chilometri, molto bello in estate, ma molto affascinante anche in inverno. Quindi Pesaro è una di quelle città che può essere visitata in qualsiasi periodo dell'anno. E tra i monumenti invece, diciamo un pochino più antichi da visitare a Pesaro c'è una fontana, a me piace molto, che è un po' il simbolo della città, che è chiamata Fontana alla Pupilla. Questa fontana è stata costruita all'incirca alla fine del 1500, poi è stata ritrasformata con delle aggiunte nel 1600 ed è stata voluta dalla famiglia dei Della Rovere. Ma perché questa fontana è così particolare? Intanto il nome stesso, la pupilla, perché fa riferimento proprio alla pupilla degli occhi e come un occhio di per sé controlla la vita quotidiana della città. Quindi già di per sé un concetto molto affascinante. E dall'altro lato questa fontana era stata costruita per due ruoli principali. Da un lato serviva proprio concretamente per fornire l'acqua a Pesaro e anche per abbeverare gli animali che passavano in prossimità della fontana, e dall'altro lato era uno dei simboli politici, uno dei simboli dell'importanza della famiglia stessa. Ebbene, ancora oggi questa fontana, la pupilla, è un po' il cuore di Pesaro. Altro elemento artistico da visitare in città è una delle sfere di Pomodoro, queste opere architettoniche famosissime, opere artistiche, scusate, famosissime in tutto il mondo, che dà un fascino ulteriore alla città. E inoltre Pesaro è famosa per aver dato i natali al grande compositore Gioacchino Rossini, e dedicato a lui ci sono diversi luoghi, in primis il teatro. La sua casa è stata trasformata poi in un museo, e pensate che ogni anno c'è un festival molto bello, il Rossini Opera Festival, in onore proprio del musicista. Do solo un piccolo accenno perché c'è anche un piatto dedicato a Rossini che fa riferimento a una tradizione particolare, ma di questo ne parleremo un pochino più avanti. Passiamo Sono già velocemente. curioso. Ecco, ma poi è un piatto veramente gustoso, veramente Un crescendo, intrigante. insomma. Ecco. Passiamo velocemente a Urbino. Pensate che Urbino nel 98 è entrata a far parte del patrimonio dell'UNESCO. È una città che, a parer mio, è un po' una sintesi delle architetture, dell'arte del Rinascimento. Viene fondata nel III secolo a.C. dai Romani, ma il suo momento, diciamo, più importante, il momento che la trasformerà e la renderà unica come ancora oggi, è quando viene controllata da Federico da Montefeltro, questo grandissimo condottiero, come si direbbe oggi, un uomo lungimirante, non solo in fatto di conquiste, di battaglie, ma era un grande amante delle arti, e non a caso aveva dato il via alla costruzione del meraviglioso Palazzo Ducale che si vede nella fotografia. Oggi tra l'altro è sede della Galleria Nazionale delle Marche, con queste due torri laterali uniche al mondo, e aveva fatto in modo che nella sua corte ci potessero essere gli artisti migliori del tempo, come per esempio Piero della Francesca. Sì. Siamo all'incirca negli ultimi decenni del 1400, quindi orientativamente siamo attorno al 1470. 1400, quasi 1500.
Sì, sì, siamo proprio negli ultimi decenni del 400. Inoltre Urbino si ricorda anche per aver dato i natali a Raffaello, lì è stato molti anni, e anche la sua casa è stata trasformata in un museo. Quindi questi due esempi proprio per dare un'indicazione, questi due grandi esempi, no, di arte, per dare un'indicazione di come questa città sia stata veramente una culla culturale da tutti i punti di vista. Un altro monumento importante, sempre a Urbino, è la cattedrale, eccola qua, bellissima, rimaneggiata con il passare degli anni, è stata costruita attorno al XVIII secolo su un edificio di epoca medievale. E all'interno c'è una bellissima ultima cena del pittore Barocci, quindi anche questa merita assolutamente una visita, perché sono quelle chicche culturali e artistiche uniche al mondo. Dal punto di vista del paesaggio, invece, caro Antonino, considera che da una parte siamo sulla costa adriatica, quindi abbiamo la bellezza del mare. Spostandoci poi sull'entroterra abbiamo un territorio collinare, di montagna, di boschi, quindi abbastanza variegato. Questo perché siamo proprio un po' nel cuore dei Monti Sibillini, che è una delle zone del centro Italia più belle in assoluto. E proprio in riferimento alla bellezza di questi luoghi, tutti questi territori sono, come dire, costeggiati, disegnati da quelle che vengono chiamate le strade dei vini e dei sapori. Che cosa sono? Sono dei veri e propri percorsi che comprendono le cantine, comprendono le aziende produttrici di alimenti particolari o di prodotti particolari, in alcuni casi comprendono le trattorie tipiche. Sono proprio dei percorsi che aiutano i turisti e tutti coloro che sono appassionati non solo di enogastronomia ma anche proprio di territorio, li aiutano a fare delle soste piacevoli, assaggiando le prelibatezze del posto. Quindi sono una vera e propria mappa del gusto. Bene Antonino, detto ciò, fatta questa piccola introduzione storica, andiamo alla parte della tavola, che così siamo assolutamente in linea col Mangiamondo. Le Marche sono una regione ricchissima di prelibatezze, di prodotti e di piatti. Hanno tantissime DOP, IGP, hanno prodotti particolari. E io vorrei iniziare questa carrellata parlando della casciotta d'Urbino. Quindi attenzione, casciotta e non caciotta. Infatti È c'è la proprio... S marcata, vedo. Ecco, e pensate che viene classificato come uno dei formaggi più antichi d'Italia ed è stato il primo formaggio a ottenere la DOP in Italia. È composto da una percentuale un pochino più alta, siamo attorno al 70-80% di latte di pecora, invece il restante 20-30% è latte di mucca. E questo abbinamento fa sì che la casciotta abbia un sapore avvolgente da un lato, ma anche un po' stuzzicante, saporito. È veramente una prelibatezza assoluta. Io ho avuto il piacere e l'onore di assaggiarla e vi posso garantire che mangiata con un pochino di pane in maniera proprio semplice, esprime veramente il massimo del gusto e del sapore. Altro piatto, altro simbolo marchigiano in assoluto, ma lo ritroviamo anche a Pesaro e Urbino, sono le nostre olive alla scolana. Eccole qua. E anche in questo caso pensate che i primi riferimenti delle olive risalgono ai Romani. Perché?
perché vengono citate come alimento che veniva dato ai soldati in battaglia proprio per prendere forza fisica. Ovviamente, come le conosciamo noi oggi, è il frutto di una evoluzione, perché si parla per esempio del ripieno con la carne a partire dalla metà del 1600 circa, sino ad arrivare alla panatura esterna che le caratterizza, è una cosa più moderna, insomma, diciamo dei giorni nostri, ma di per sé le olive nelle Marche venivano già proprio citate come piatto, come alimento per dare vigore ai soldati. Questo ci fa capire come le Marche, tutto il territorio, anche Pesaro e Urbino, abbiano una grande coltivazione di ulivi, di conseguenza abbiano anche una produzione di olio di livello molto molto alto. Sì, è proprio zona dell'Ascolana Tenera questa qua, che è l'oliva proprio principe per fare le olive all'Ascolana. Assolutamente, sì, Antonino. Dalle olive ci spostiamo a un altro prodotto simbolo che è il ciauscolo. Siamo nella parte degli insaccati e eccolo qua, benissimo. Come potete vedere dalle immagini, assomiglia a un salame, e la sua caratteristica è che in alcuni casi, quando non è, diciamo così, particolarmente stagionato, tra virgolette, può essere anche proprio spalmato sul pane. Infatti nell'immagine si vede una parte del ciauscolo che viene proprio spalmato sul pane. E era un po' il cibo dei contadini, era il cibo delle merende. Tanto è che il nome ciauscolo alcuni dicono che derivi da un termine latino, ciabusculum, che significherebbe pasto di piccole dimensioni, quindi merenda, proprio perché i contadini erano solito portarlo con sé e fare una pausa a metà del lavoro quotidiano proprio per rinvigorirsi e per riprendere forza per continuare poi il lavoro dei campi. Altra prelibatezza del territorio, i maccheroncini di Campofilone, che il nome ci potrebbe un po' trarre in inganno, no? Perché uno pensa al maccherone classico, quello che mangiamo ogni giorno. In realtà, come si può vedere anche in questo caso dalla fotografia, i maccheroncini di Campofilone assomigliano a degli spaghetti molto ma molto sottili. Intanto è pasta all'uovo con una percentuale di uova bella consistente ed è una pasta essiccata. Infatti si racconta in questo caso che le massaie, per non rimanere sprovviste di pasta anche nei mesi invernali, avevano realizzato, inventato insomma questa pasta che veniva poi stesa in queste sfoglie sottilissime, procedimento che si fa ancora oggi, e poi tagliata in maniera sottile e messa ad essiccare. Anche qui io la consiglio con un sugo a base di pesci, perché credetemi che sono eccezionali, i maccheroncini di Campofilone. Meravigliosi. Sempre in fatto di pesce, siamo sul mare per Pesaro, non possiamo non citare il brodetto alla pesarese. E pensate che tutta la costa dell'Adriatico, quindi partendo anche proprio dal nord, dal Veneto, sino a scendere, sino alla Puglia, è caratterizzato da una serie di brodetti
che in apparenza potrebbero sembrare simili, ma in realtà si caratterizzano per l'aggiunta di un ingrediente che può essere il pomodoro, possono essere spezie, possono essere aromi particolari, quindi ogni brodetto della costa adriatica ha una peculiarità sua. In questo caso, oltre al pescato del giorno, ricordiamoci che tra l'altro il brodetto prelibatezza assoluta nasce un po' come piatto povero dei marinai per riutilizzare i pesci avanzati o scartati dalla pesca. In questo caso, oltre diciamo al pescato del giorno, abbiamo la variante con il pomodoro, la cipolla, il vino bianco, viene aggiunto un po' di aglio, aromi e il peperoncino. Quindi questi sono gli ingredienti principali. Dal brodetto, caro Antonino, passiamo alla crescia. Sì. La crescia sfogliata. Assomiglia a una piadina di per sé, nella forma, nella consistenza, ed è il pane tipico di Urbino, la crescia di Urbino, che poi si può trovare ovviamente anche nelle zone attorno alla città, e oggi si mangia anche in questo caso con salumi, formaggi, con le verdure, ma la leggenda narra che un fornaio volesse stupire e come dire addolcire anche un po' il re Longobardo, e decise per l'appunto di realizzare questo pane particolare, questo impasto specifico proprio per conquistare il re Rotari. Quindi c'è questa leggenda antichissima che ruota attorno proprio alla crescia. Scendiamo, andiamo tra le altre fotografie. Vincis Grassi, anche qua assomiglia un piatto tipico del territorio che assomiglia molto alla lasagna, quella emiliana. Infatti, c'è un dibattito, credo, tra Vincis Grassi e lasagna. In cosa differisce? La differenza sta nella sfoglia, in questo caso sembrerebbe essere molto molto più sottile e anche nel sugo utilizzato per il condimento, perché in questo caso si aggiunge anche della salsiccia e in alcuni casi si possono aggiungere anche delle frattaglie. Viene condita poi con besciamella e parmigiano e poi viene cotta in forno. Quindi c'è questa diatriba, no, per il fatto proprio del Vincis Grassi e lasagna. Un altro prodotto del territorio sono le lumachelle allurbinate, anche in questo caso una varietà di pasta fresca all'uovo che richiamano, come potete vedere, un po' la forma del guscio della lumaca. In questo caso vengono servite con l'aggiunta di rape, pomodori di verze e il tutto di solito viene saltato nel burro, quindi è un piatto molto molto sostanzioso. Come ti dicevo prima, in riferimento al musicista, dobbiamo assolutamente citare la pizza Rossini. È una pizza, diciamo, tradizionale, ma con l'aggiunta in superficie di uova sode e maionese. Questa è una versione abbastanza moderna, ma nata proprio per ricordare una caratteristica del musicista e del compositore, ossia quella di essere molto goloso e di apprezzare alcuni piatti in particolare, come il foie gras, quindi era un grande intenditore, un grande goloso di foie gras, adorava il filetto di manzo e adorava anche il tartufo. Ancora meglio se era quello che arrivava dal vicino bosco di San Bartolo.
Caro Antonino, chiudiamo anche con i dolci e visto che siamo sempre più vicini al Natale, abbiamo il bostrengo che è un dolce ora realizzato con una base di riso, ma anticamente si utilizzava il farro o l'orzo. Poi si aggiunge del pane indurito, della frutta secca, burro, uova, zucchero e poi viene aromatizzato con la scorza di arance e con il rum, quindi ha un profumo e un gusto molto molto intenso. L'altro dolce della tradizione di Pesaro è la ciambella di Natale, è una classica ciambella arricchita con le noci, mandorle e zucchero. E qua c'è una tradizione, una leggenda molto particolare perché si dice che sia stata inventata per il buon cuore di una signora che decise di offrirne una fetta a tutte le persone che uscivano dalla messa di mezzanotte la vigilia di Natale. Quindi c'è questa ciambella di Natale. Non possiamo non citare i vini, scusatemi, ma le cose sono sempre tantissime. Tra i vini bianchi, diciamo che questa zona si caratterizza principalmente per i bianchi. Abbiamo il Verdicchio dei Castelli di Jesi, che ci spostiamo più verso la zona di Ancona, ma è un vino molto diffuso anche tra Pesaro e Urbino. È un vino dal profumo fruttato, ha delle note di mela verde, si sente la mandorla, ma anche delle note floreali, è un vino di buona mineralità, quindi si presta molto bene per un tutto pasto, si presta benissimo per l'aperitivo e pensate che nella versione riserva, nonostante sia un vino bianco, si presta molto anche per essere invecchiato. Però. L'altro vino invece sempre sui bianchi è il Bianchello del Metauro, in questo caso siamo proprio nei vigneti della vallata del fiume Metauro ed è un bianco fresco, anche qua troviamo profumi fruttati, profumi di fiori bianchi, ha una buona acidità e in questo caso io lo consiglio magari con un bel menù a base di pesce. Per i rossi, e concludo, abbiamo sicuramente i Colli Pescaresi, con un vino rosso di buona struttura, con profumi di frutti rossi, di marmellata, anzi di confettura, ha degli accenni speziati e in questo caso lo possiamo abbinare ai piatti un pochino più saporiti. E se si vuole poi un rosso importante, un rosso che lascia decisamente il segno, io direi di spostarci verso la parte sud delle Marche fino ad arrivare al territorio del Conero, dove fanno dei rossi veramente eccezionali. E allora, dopo aver visto tutto questo, passiamo anche a degustaviaggi.it, il tuo bellissimo blog dove tu racconti gli appuntamenti settimanali. Vedo intanto, come sempre, c'è una ricca apertura, regali di Natale con le proposte di QVC Italia, la cantina del testimone a Milano in occasione di Eustachiora, abbiamo parlato la settimana scorsa, Sì. e poi vedo queste due realtà, la taverna Trastevere a Milano e l'inverno a Baden-Baden. Cosa c'è di romano a Milano? C'è questo ristorante, siamo proprio a un passo da Brera, siamo proprio nel cuore di Milano, c'è questa taverna Trastevere dove sono stati riportati nel cuore meneghino proprio i sapori della capitale. C'è questo chef molto bravo, eccolo qua che si vede nella fotografia, Michael Mammucari, e riesce a riproporre ai suoi ospiti i sapori della tradizione in modo assolutamente fedele, ma con una ricchezza di materie prime incredibili. Ho assaggiato la carbonara
fantastica, ho assaggiato la cacio e pepe, anche quella meravigliosa. Ci ha proposto anche una guancia cotta a bassa temperatura, se non mi ricordo male per 26 ore, arricchita poi dal tartufo, e poi abbiamo chiuso con il classico maritozzo alla panna che ha conquistato tutti. È una cucina molto fedele alla tradizione, ma contemporaneamente riesce a portare un qualche cosa di innovativo e di unico. Una cucina ovviamente intensa, ricca, saporita, ma conquista tutti. Inoltre la location è molto bella, il design del locale richiama inevitabilmente la capitale, ma non in maniera pesante, lo staff, il personale molto accogliente, e quindi io consiglio assolutamente di fare tappa a Taverna Trastevere. Meraviglioso. E Baden-Baden invece cosa ci aspetta? Dov'è? In Svizzera o in Germania? No, in Germania. In Germania siamo nella Foresta Nera. Baden-Baden ci aspetta intanto per il fascino dei suoi paesaggi innevati. Ci aspetta per il magnifico mercatino che ogni anno lo caratterizza, e ci aspetta anche per fare una sosta in queste meravigliose terme che come si può vedere dalle fotografie sono immerse in mezzo alla neve, e il fascino e il piacere di mettersi nelle acque calde delle terme, dove attorno poi si è circondati dalla neve, penso che sia un qualche cosa di davvero unico. Poi non ci dobbiamo far mancare il vin brûlé, non ci vogliamo far mancare una fettina di strudel o dei dolci tipici, e anche il veglione, il cenone, la festa finale di Capodanno a Baden-Baden. Quindi c'è il gran ballo di Capodanno, è una delle mete tra le più gettonate per i turisti. Che meraviglia, sempre bei posti e buon cibo. Maddalena, che dire di più? Dimmi. L'ultima cosa velocissima in riferimento alle Marche. Sì? Io sono molto affezionata e lo consiglio a tutti. C'è una manifestazione che si chiama Tipicità, che va in scena ogni anno nel mese di marzo, se non mi ricordo male nel 2026 sarà dal 6 all'8 marzo, dove non solo vengono presentate le eccellenze marchigiane, ma c'è uno scambio interculturale con tutto il mondo. Questa manifestazione viene fatta a Fermo, ma di per sé durante l'anno ha organizzato anche il Grand Tour delle Marche, quindi ogni località viene ricordata, celebrata, festeggiata proprio per le eccellenze enogastronomiche. E questo weekend ci sarà Leopardi Gourmet, Antonino. Meraviglioso. Meraviglioso, quindi un insieme di 40 ricette all'incirca che ruotano attorno alla storia del grande poeta. Sarà possibile assaggiarle in occasione di spettacoli, show cooking, ma sarà possibile poi anche assaggiarle nel corso dei prossimi mesi nelle pasticcerie, nelle trattorie e ristoranti di Recanati. E allora sarà the place to be, il posto dove essere. Grazie ancora. Grazie Antonino, grazie a tutti. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi? Radio Libertà non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente. I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me. Shirt, too sexy for my shirt, so
sexy, it hurts. And I am too sexy for Milan, too sexy for Milan, New York and Japan. I am too sexy for your party, too sexy for your party. The way I'm disco dancing, I'm a model. You know what I mean? And I do my little turn on the catwalk. Yeah, on the catwalk, on the catwalk. Yeah, I do my little turn on the catwalk. Antonino, di nuovo a te la linea. Grazie Natalia, era Right Said Fred nel 1991, I'm Too Sexy, che è diciamo l'inno di tutti noi sapiosexual, che siamo prediletti per il fatto di essere insomma gente di una certa cultura come me e naturalmente come Ale Musella che è già collegato. Ciao Ale! Ciao Antonino, ciao a tutti, buona serata, buonasera anzi. Perché siamo troppo sexy, questa è la verità. Senti, ma allora, che cos'è questo concetto di home gallery? Allora, Home Gallery è qualcosa che ho rispolverato, ma vabbè, non è che mi prenda io i meriti, ma sono andato nel 1950, quando il buon Leo Castelli aprì la sua prima galleria a New York, proprio in casa sua. Da qui Home Gallery, ok? Home Gallery, allora, ho sempre detto che il rischio di aprire una galleria oggi è allora, negli anni 70 c'era un certo tipo di cultura, c'era un certo tipo di portafoglio di clienti, il gallerista aveva un certo tipo di ruolo. Oggi la galleria, se non adeguatamente gestita, rischia di diventare un negozio come tanti altri. E come tale la gente deve venire a vedere un negozio, solo che un negozio di arredamento è un conto, un negozio di scarpe è un conto, un negozio che si chiama galleria d'arte, una persona o va a un museo o altrimenti quando viene dentro una galleria d'arte o sa già che cosa vuole, perché l'ha visto, o magari ha piacere anche di essere introdotto in un certo tipo di mondo, no? E come ho sempre detto, purtroppo in molte gallerie questo non avviene, perché vengono quasi il fatto di mettersi sempre un po' sul piedistallo non aiuta le persone ad integrarsi o ad ascoltare o a non sentirsi fuori luogo. Allora, detto questo, torniamo a Leo Castelli. Leo Castelli iniziò appunto questo suo appartamento di New York a ricevere gli artisti, a ricevere galleristi, a ricevere critici, proprio come se fosse a casa, per cui il concetto era di ospitarli in un luogo che fosse molto più consono a dialogare e non magari in piedi in una galleria o per cui tra i muri afettici di una galleria, perché ricordiamoci che la galleria funziona in maniera asettica proprio perché vuole mettere in evidenza l'opera d'arte. L'opera d'arte però, al di là del fatto che uno lo possa comprare per fare investimento, per cui in quel caso parliamo di un certo tipo di target, la prendi e la metti nel caveau, normalmente il collezionista la vuole comprare per mettersela in casa. Per cui tutto questo ci riporta al concetto di home, e cioè il concetto di accogliere le persone in maniera semplice e serena in un ambiente che è casa, per cui dove tu inviti e per cui non sei più passivo nell'aspettare che le persone entrino in contatto con te entrando nella galleria, ma sei tu che scegli chi invitare perché formalmente tu stai invitando a casa tua. Poi la galleria, per cui la home gallery, cioè, voglio dire, devi comunque predisporre degli spazi, per cui non è che ognuno può avere le sue opere d'arte attaccate al muro di casa propria e può farle vedere agli amici. La home gallery prevede invece il fatto che sia comunque adeguatamente preparata, per cui sia anche disposta per raccontare al meglio l'arte, per cui metti le cannaline alle pareti in modo tale da poter cambiare i quadri quando vuoi, metti un bel video wall che possa proiettare mentre tu parli il video dell'artista di cui stai parlando o della corrente di cui stai dialogando. Insomma, è comunque tutto questo normalmente con un buon bicchiere di vino in mano, con una pericena servito, e per cui un po' come se fosse un piccolo party dove ci si raduna, e qua torniamo ancora un po' invece alla factory
di Andy Warhol, dove non per forza tutti debbano avere la stessa visione di un unico pezzo. Per cui è il piacere proprio di invitare a cena o a pranzo o comunque all'aperitivo delle persone e dialogare sull'arte senza il concetto di dire vieni a casa perché devi comprare qualcosa, ma vieni a casa perché devi conoscere un po' di più quello che ti interessa. Per cui questo si può fare in maniera molto tranquilla e tra l'altro in piena collaborazione con altre gallerie, con altri critici, con altri curatori, che è questo che poi è quello che Star Gallery a Dubai abbiamo aperto, e lo stiamo aprendo anche a Mumbai e anche a Pietrasanta. Il concetto è proprio questo. Allora, non avere più un luogo fisso, come quello che io ho diretto per 2 anni a Forte dei Marmi, ma collaborare con i galleristi, e sono i primi ad essere invitati, perché comunque la condivisione anche dei clienti o comunque degli artisti è importante, e per cui trovare una sorta di collaborazione, una sorta di appuntamento fisso che la gente ha piacere, al quale la gente ha piacere di partecipare per venire a conoscenza un po' di più di quello che è il mondo dell'arte. E di volta in volta si possono proprio selezionare le persone in base a quello che vogliono sentirsi raccontare, e per cui allestisci la casa in modo tale che ti sia più semplice poi dialogare sull'argomento che loro preferiscono. Questo ti rende molto più appetibile, molto meno impegnativo, anche perché poi dopo, perché uno dice, dopo il vernissage vado al ristorante, non è la stessa cosa. Per cui uno può tranquillamente fare un vernissage in galleria e poi, concordando con l'artista e con il gallerista di turno, si dice andiamo a bere qualcosa a casa, ed è un concetto completamente diverso rispetto ad andare al ristorante, dove si può sempre andare, però hai meno possibilità di dialogare, hai meno possibilità di sentirti a casa tua, e soprattutto ai tempi che non sono dettati dal cameriere o dagli orari dei locali dove vai. Per cui molto più libero, molto più, e soprattutto in questo caso, a seconda poi di quando inviti le persone nella home gallery, parli di lavoro, firmi i contratti, fai gli aperitivi, fai le cene, perché tu la home gallery la utilizzi tutti H24, per cui diventa anche il tuo ufficio. Certo. Meraviglioso, veramente. Senti, ma quanto, lo so che è una domanda che non dovrei fare parlando di vile denaro, ma quanto può rendere un'operazione del genere? Allora, intanto uno non deve essere, come si dice, ingordo. Perché? Perché la mia base, tu sai come io lavoro, per me la base di tutto è la collaborazione, per cui Sì. è ovvio che se io sono in galleria normalmente ho anche dei costi che sono importanti, e per cui c'è il famoso 50% che io guadagno sull'artista. Ora, nel momento in cui tu ti apri e decidi di collaborare con altri professionisti del settore, il discorso è proprio quello che invece rinunci a parte del tuo guadagno per riuscire a dialogare con altri professionisti del settore, e per cui ce n'è per tutti, per cui non bisogna essere ingordi, per cui dipende poi sempre da che opere tratti. Però alla prima, come sempre, io metto sul punto di partenza la divulgazione e il raccontare l'arte. Poi da tutto la cosa nasce cosa. Ovviamente se io tratto di opere di Nicolai che valgono 300.000 euro, la percentuale va su quello, però la divulgazione e il chiacchierare sull'arte può partire anche da opere che possono valere 3-4.000 euro. Per cui, sotto questo punto di vista, il lavoro inizia, come ti ho sempre detto, dalla divulgazione, e poi c'è l'arte per ogni tasca. Per cui ovviamente più persone coinvolgi in una cosa del genere, più dividi. Ovviamente non è che arriva l'esercito, perché altrimenti non sarebbe neanche carino, però diventa un motivo per riuscire a dialogare e capire anche, unendo le forze, perché comunque il mio portafoglio clienti può essere diverso da quello di un altro artista, di un altro gallerista, per cui senza essere gelosi di quello che si ha, si mette sul tavolo e si vede cosa si riesce a fare insieme. Questa è la base di quello che io voglio fare e che mi permette di poter dialogare con tante altre gallerie. Per cui io non voglio essere un concorrente, ma io voglio essere complementare, e cioè lavoriamo insieme per un unico risultato. Questo lo trovo molto stuzzicante, aggiungerei,
Senti, questa settimana chi è passato in galleria? Che cosa c'è stato di Allora, interessante? io domani riparto per Dubai, per cui ho fatto una settimana a Pietrasanta, dove ho preso contatti con diversi artisti di cui sono estremamente soddisfatto, per cui adesso stiamo implementando il sito che appunto sarà stargallery.art. Tra un po' poi darò anche i vari link da seguire. Comunque se andate a seguire Star Gallery 2025 su Instagram, nelle storie inizio a vedere già come ci muoviamo. Domani riparto e rimarrò via 40 giorni. Questa volta parto domani e ritorno il 21 di dicembre. Poi è un po' molto ampio, però siccome ufficialmente voglio che tutto sia a posto dal 2026, per me questi 40 giorni sono fondamentali per chiudere tutti i nodi, per allacciare tutti i nodi, per far sì che la rete possa partire come si deve. Molto bene. Senti, ma l'artista è da tenere d'occhio? O che tu Allora, resti nella tua home gallery? Stefano Chiassai, lo conosco, allora, me è stato presentato ed è uno degli artisti che appunto entra a far parte di Star Gallery, viene dalla moda, ma appunto adesso ha una mostra in atto a Pietrasanta, in un luogo eccezionale anche nella chiesa, insomma è proprio al centro di Pietrasanta e ci sarà fino a febbraio. Allora, lui venendo dalla moda ha fatto dei disegni che sono per me strepitosi, li ha trasformati anche questi in arazzo. Questo è già un progetto che noi stiamo facendo con un'altra eccellenza italiana, ma l'ho incontrato nel suo fare. E poi lui ha questa capacità nel raccontare attraverso i suoi disegni il quotidiano, per cui ha iniziato durante il Covid, e sono estremamente elaborati, ma semplici nello stesso tempo da poter essere visti. Per cui proprio ti raccontano un percorso, un diario di viaggio. Il disegno di solito è un 50x70 e ci mette 2 mesi per farlo, e poi si trasforma in arazzo che, se io, che sono un esperto, non fossi andato a toccare, per me era un quadro, un quadro che può essere anche 1,5 metri per 2 metri. Allora, Stefano Chiassai, se voi andate a vederlo, vi sorprenderà, perché è comunque una persona estremamente polivalente, che parte dalla moda, che va dal design, che ha il concetto di poesia e il concetto di arte e creatività. Per cui Stefano Chiassai. Molto bene. Senti senti Ale, ma, ora che ci avviciniamo alla fine di quest'anno, no, vabbè, ancora non è tempo di fare bilanci, ma secondo te, provando a dare un'occhiata un po' in giro, qual è stato il trend principale di quest'anno? Allora, tutti si sono un po' lamentati, l'arte in teoria ha degli alti e dei bassi, no? Per cui ci sono degli anni in cui si vende un po' di più, un po' di meno. Allora, il trend che continua ad andare, ma perché è quello alla Andy Warhol che avvicina di più le persone, è quello del pop e della street, perché è molto meno spiegabile, cioè ha meno necessità di essere spiegato. E questo è il concetto appunto di Andy Warhol, cioè quando ha iniziato a creare la pop art era qualcosa che voleva che si avvicinasse a tutti quanti, in modo tale che la gente non vedesse l'arte come qualcosa di distante e non si sentisse inadeguato. Allora, questo è quello che succede. Il rischio però è che rimanga lì, che la gente poi si fermi e si soffermi davanti a qualcosa che sia facile da comprendere, ma allora magari non abbia neanche l'anima dietro, e per cui rimane nella fase del design e dell'oggetto. Per cui pensano di comprare arte, ma fondamentalmente si riempiono la casa di oggetti carini, ma che non sono opere d'arte. Per cui c'è questo lavoro da fare, e me ne sono accorto in quest'ultimo periodo, ma anche a Dubai è pieno di arte legata al mondo del pop e della street. Ci sono tante gallerie invece che stanno lavorando bene sotto questo punto di vista, per informare e anche per toccare dei settori che non siano propriamente legati a questo, però ecco, il vantaggio, cioè già di fronte, cioè il vantaggio che il pop possa avvicinare all'arte, ma lo svantaggio che rimanga lì e la gente non voglia andare oltre. Questo è un dilemma che mi auguro che nel 2026 possa essere sviscerato. Allora, io ti ringrazio caro Ale, e ci ritroviamo 368 ore, va bene? Va bene, grazie Antonino, un abbraccio.
Adesso, grazie a te, adesso pausa e poi Cyndi Lauper, Girls Just Wanna Have Fun, le ragazze si vogliono divertire, 1983, a tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Grazie a te, cara Natalia, alle 19:34 minuti e 48 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi per questa puntata numero 1079 di Zoom. E stasera, signori, io ho il piacere di tenere a battesimo una nuova speaker, chissà, comunque una nuova inviata. Stasera è stata la nostra inviata per la radio e segnatamente ci fa piacere anche per questa trasmissione, perché lei è l'onorevole Laura Cavandoli, che diciamo così sarà, vedremo con quale cadenza, sarà la nostra inviata speciale e ci racconterà un pochettino i provvedimenti che vengono adottati, ma parlando con i diretti interessati. In questa prima puntata è con l'onorevole Elisa Montemagni. E allora vediamo un po' com'è andata. Natalia, vai pure, vai Laura. Qui Parlamento. Benvenuti su Radio Libertà. Oggi il Ministro Salvini alla Camera dei Deputati è intervenuto in Commissione Ambiente per illustrare le sue proposte che si stanno formalizzando in un disegno di legge governativo che andrà a breve in Consiglio dei Ministri su quella che sono le politiche abitative e anche qui riforma di quello che è il PPR 380 del 2001 nell'ambito dell'edilizia. La collega deputata Elisa Montemagni ci spiega cosa è stato detto, quali sono stati i temi anche del dibattito che si è poi in realtà sviluppato fra i colleghi e effettivamente quello che in realtà il Ministro Salvini con la sua pragmaticità ha poi spiegato e porterà avanti. Tanto oggi abbiamo parlato di due temi che sono temi fondamentali per i nostri cittadini, toccano praticamente tutti i cittadini italiani, perché stiamo parlando del tema della casa,
che è un tema importante per dare un futuro alle nuove generazioni. Infatti il ministro Salvini ha annunciato misure apposite per i giovani, ma anche per i padri separati, quindi ha individuato quelle nuove figure che vivono criticità e che devono essere sostenute nel poter avere un alloggio popolare dove poter vivere e poter costruire una famiglia in modo dignitoso. E questo è importante perché i fondi che arrivano, parte dall'Europa, ma parte dal Ministero, 660 milioni, si vanno ad aggiungere a quelli del bilancio e vanno a toccare tutti quegli edifici che in questo momento non possono essere assegnati perché hanno bisogno di manutenzione. Ce ne sono veramente tantissimi in Italia e il tema è come andare a riqualificarli per poi poterli assegnare. Sappiamo bene che ci sono i fondi FSC che le regioni non hanno speso per intere, che quindi il Ministro intende andare a recuperare per poterli spendere in questa direzione, e questa intanto è una prima manovra che diventa fondamentale per dare delle risposte a tutti i cittadini che hanno difficoltà, perché la casa è un bene primario. Poi abbiamo parlato del testo unico dell'edilizia, quello vigente è la 380 del 2001, nata prima tra l'altro della riforma del titolo quinto, quindi con difficoltà di attribuzione anche alle regioni che l'applicano in maniera differente, bisogna dare omogeneità. Dobbiamo semplificare perché il processo deve essere snello per andare a utilizzare un bene proprio che è il bene della casa. Sappiamo benissimo quanto è importante il settore dell'edilizia per il nostro paese, quanto il PIL benefici di un'edilizia sana che funziona, che ruota e che cammina, e quanto questo poi si apra anche alla possibilità di poter affittare, quindi dare nuovi alloggi alle persone che fanno richiesta. Per cui la semplificazione, l'omogeneità che si verrà a creare con le nuove proposte servirà proprio a dare quelle risposte che dal 2001 ad oggi era complesso dare, perché si sono accumulate leggi, modifiche, stratificazioni che hanno reso il meccanismo veramente troppo complicato. Una riforma che è attesa tantissimo dagli operatori del settore, ma proprio dai cittadini, che ora finalmente arriverà da noi in Parlamento per essere discussa ed essere implementata con la discussione con i parlamentari. Rigenerazione urbana, tutela delle fasce deboli, delle nuove povertà, coabitazione, co-housing soprattutto per le persone fragili, e attenzione anche per gli studenti universitari, e poi con altri fondi. Chiaramente ci ha fatto un bel esempio di Milano per quello che sono le problematiche abitative delle forze dell'ordine, su cui si va nella direzione di poterle rendere operativi dando una casa nel settore e nella zona in cui operano. Tutto questo verrà formalizzato in un disegno di legge delega che passerà dal Consiglio dei Ministri e poi verrà assegnato alle commissioni parlamentari. Qui Parlamento. Di nuovo a te la linea, Antonino. Direi che Laura Cavandoli se la sia cavata abbastanza bene, dai, è andata bene questa sua prima incursione nel mondo della radio insieme con Elisa Montemagni, che ringrazio altrettanto. Allora, bella gente, alle 19:40 e 31 secondi, noi abbiamo ancora da parte però lui, l'implacabile Pierluigi Magnaschi con il suo diritto e rovescio. Natalia, se sei pronta, mandalo pure. Se voleva tenere in piedi la sua potentissima industria elettronica, Donald Trump non poteva che tener conto delle richieste ultimative dei cinesi, soprattutto in termini di dazi doganali, che infatti Trump, dopo l'ultimo incontro con Xi Jinping, ha ridotto dell'80%. Trump ha ceduto perché in Cina, grazie a un lavoro silenzioso ma anche efficace che ha sviluppato in quest'ultimo ventennio, la Cina, dicevo, ha messo le mani sopra le terre rare disponibili in quasi tutti i paesi del mondo, soprattutto in quelli in via di sviluppo. E chi non ha le terre rare in misura sufficiente resta in panne con i chip che invece dovrebbe produrre in grandi quantità.
per evitare di essere strangolati nella morsa del monopolio di fatto cinese, adesso da parte di tutti i paesi industrializzati, a partire dagli Stati Uniti ovviamente, è scattata la corsa alla coltivazione dei giacimenti delle terre rare. E fortunatamente si è appreso che anche l'Italia ne possiede in grande quantità, anche se sinora li aveva lasciati perdere. Ecco, come sempre implacabile il nostro Pierluigi Magnaschi, e come non aggiungersi al dire che egli abbia ragione. Orbene, le 19:42, adesso Natalia vi proietterà un'immagine, intanto apriamo il telefono allo 0292947222, se avete voglia, domenica, questo 16 novembre alle 16:30, alla Cascina Cuccagna, Officina 5, via Cuccagna 24, il sottoscritto è stato chiamato a moderare la presentazione del libro Nel nome del pane dell'amico e collega Luigi Chiarello. Ci saranno anche Michele Carruba e Pietro Paganini e si parlerà di cibo, di libertà, di condizionamenti. E quindi sì, è un thriller, ma come sapete è un argomento molto più delicato. Quindi se avete voglia, domenica 16 novembre ci possiamo vedere alle 16:30 alla Cascina Cuccagna, via Cuccagna 24 a Milano, mi raccomando, nell'ambito di Book City. Va bene, allora alle 19:43 minuti e 22 secondi, grazie Natalia, diamo un'occhiata alle agenzie, vi ricordo che domani ci sarà il grandissimo Pier Vittorio Scimia alle 8 per la rassegna stampa, dopodiché ci sarà Giovanni Sallusti, il direttore responsabile per Liberamente, e poi ci sarà il garage dell'Alfista. Se no, appuntamento lunedì con la puntata numero 1080 di Zoom alle ore 18:05 trattabili. Ultime notizie che arrivano direttamente dall'ANSA, belle calde, vediamo un attimo se ce la facciamo, perché naturalmente ti si piazzano queste pubblicità nel mezzo mentre stai leggendo la notizia, che veramente sono la quintessenza del disturbo. Poi tra l'altro, vabbè, lasciamo stare l'argomento della pubblicità. Ok, eccoci. Allora, l'ANSA, le proposte di modifica, la maggioranza riscrive la manovra, spunta un condono, Fratelli d'Italia, riapriamo la sanatoria edilizia del 2003, la maggioranza ha presentato 1.600 proposte di modifica, 3.008 arrivano dalle opposizioni, in totale sono 5.742, IMU, possibili sgravi sulle case al mare, indagini in corso, donna trovata morta a Napoli, ha una ferita alla testa, USA, Trump chiede un'indagine sui rapporti tra Epstein e Clinton, Ucraina, notte di terrore, Kiev martellata dai russi, e ancora da Erzigova a Rossellini nel calendario Pirelli 2026, i consigli utili, comprare casa, quale mutuo scegliere, cosa bisogna sapere. E con questo sono le 19:45, chiudiamo qui la nostra trasmissione e questa settimana di Insieme a voi con Zoom. Grazie per essere stati con noi, ci salutiamo con Ligabue e Venerdì non mi rompete i cabasisi del 2017 e se volete domani appuntamento alle 9:40 il garage dell'Alfista, oppure lunedì puntata numero 1080 alle 18:05 trattabili sulle magiche onde di Radio Libertà. E ricordate che malgrado tutto, the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna, buonasera.